Amici bellini, come andiamo? Come andiamo? Io vorrei cominciare a parlare del Genoa, tra l'altro, perché secondo me qua ci stiamo un pochino distraendo con queste notizie di mercato. Mo' questo fatto di Petagna che però non trova rischio, io non ci credo, ve lo dico subito, ma ne parliamo poi a fine video. Benvenuto Giuliano Falcone. A tutti quelli che si devono iscrivere, iscrivetevi. A tutti quelli che sono già iscritti consiglio di controllare se siete ancora iscritti, perché ogni tanto YouTube fa delle cose che non si capisce. Li ho contattati, mi sono ritrovato ieri una cinquantina di iscritti in meno, il conto non risulta, qua siamo quasi a 10.000, dobbiamo arrivare a 10.000, arriviamoci, però non è che me li toglie. Quindi controllate che siete ancora iscritti, iscrivetevi un'altra volta, cliccate la campanella, fate le cose che dovete fare, perché qua se no lasciate il like. Parliamo con Paolo, prima Paolo Paolo, e poi parliamo di mercato, perché Ronaldo veramente se ne va. Andiamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Valerio da New York, ciao Valerio. Ciao Paolo, ciao Antonio e ciao Emanuela. Ciao Valerio. Ciao Valerio. Un piacere ritrovarvi, poter parlare di queste perplessità che ci sono, cioè non è che non ci sono. La mia prima perplessità che voglio condividere con voi è proprio sul modo. Aspetta Valerio, posso dire una cosa? Io voglio, prima che tu fai il tuo intervento con la tua opinione, io voglio dire che Valerio, quando fa interventi, oltre ad esprimere la sua opinione, è in possesso ha molto il polso della situazione, perché si interfaccia con centinaia e centinaia, se non migliaia di altri tifosi del Napoli per il suo blog, no? Dico bene, come canale YouTube. Per il suo canale, esatto, YouTube. Canale YouTube. Si interfaccia con molti tifosi del Napoli, quindi sente molto l'umore della tifoseria, oltre a esprimere, diciamo, il suo. Prego, Valerio. Sì, ed è così. Quando faccio un video dove esprimo perplessità, ti posso dare una percentuale, e il 97,7 dice hai ragione, sono preoccupato. Esatto. E quindi questa è la cosa. Nello specifico io ho messo una croce sulla questione del sinistro, ho detto vabbè, ci arrangeremo, va bene, può essere anche che una scommessina Zanoli la possiamo anche vincere nel caso proprio di estrema difficoltà. Spostiamo Di Lorenzo. L'anno scorso questo ci arrangeremo ci è costato 50 milioni. Esatto. E abbiamo sostituito Yusai con Malqui, diciamo così. No? Non lo so, sinceramente. No, perché Yusai andava lui a destra e a sinistra. Io temo. Allora, io vi dico la verità. In partite estremamente difensive potrà andare Juan Jesus. In partite. Altrimenti giocherà Mario Rui, e quando non ci sarà Mario Rui verrà dirottato Di Lorenzo, già ve lo dico. Esatto. Perché Gulam è tutto un'incognita e Zanoli è prematuro. Sono tutte concatenate, cioè Di Lorenzo può spostarsi qualora Malquit dimostrasse che. Ma è la più probabile, credimi. È la più probabile, cioè, comunque Malquit è un giocatore almeno. Sono complesse perché ognuna dipende da un'altra. Però poi si presta sempre ad un ruolo che non è quello. No, che non è chiaro. Che non è cioè se Malquit. No, che Di Lorenzo è quello che domenica ti fa vincere la partita giocando nella sua posizione. Se Malquit si dimostra non pronto, dopo 2 anni fermo, Di Lorenzo non puoi spostarlo più, cioè quelle sono tutte concatenate. Sono tutte troppo concatenate. Valerio, prego. Esattamente, e quindi tutti questi adattamenti fanno il paio anche con l'adattamento che Spalletti sta facendo adesso con il 4-3-3, perché si partiva con l'idea di confermare le cose buone almeno del 4-2-3-1. E adesso stiamo, penso, costretti a lavorare sul 4-3-3 con le mezze ali, dove ancora una volta non solo Fabian e Zielinski non si sposano benissimo, ma perdi pure Zielinski sotto punta, che era andato benissimo. Questa è una mia vecchia e battaglia. Lasci pure solo Osimhen inoltre. Secondo me anche Osimhen viene danneggiato, è una mia vecchia battaglia questa. Noi lo dicevamo quando faceva il 4-3-3 pure Gattuso, che poi cambiò giustamente. Io non lo so se siamo così costretti, però se ti devo dire la verità, io non lo so. Su questo vorrei sentire una spiegazione accurata e dettagliata di Spalletti, perché io non so se siamo così costretti per l'assenza di Demme al 4-3-3, non lo so. Anche su Paolo, permettimi, per sapere queste cose serve che i giornalisti che fanno queste domande siano lì a fare queste domande. Lo so, però come sai bene quest'anno Del Genio non farà domande a Spalletti, quindi Gaito manco le fa. No, conferenza Dopo ti girerò un video dove io non ho fatto una petizione questa volta perché non sapevo a chi indirizzarla, però i like che usciranno su
sul video che ho fatto uscire un'oretta fa, sono almeno di solidarietà sulla questione tua, perché io personalmente con te, con il tuo commento tecnico, con le tue analisi post partita, io sono cresciuto e guardo il calcio in maniera diversa. Se perdiamo questa cosa qua, il tifoso cresce di meno, cioè diciamolo come sta. Sotto no, vabbè, però cioè lo dici proprio a scopo didattico, diciamo. Sì, ti ringrazio molto, è un complimento. Tra l'altro ci arrivano molti commenti dello stesso tenore di queste osservazioni. È un complimento straordinario, io ringrazio veramente tutti, però insomma poi si tratta di aspettare un attimo, perché o può darsi pure che non si tratta nemmeno di aspettare, vediamo se c'è in programma qualche cosa che farà sì che io a caldo possa dare la mia opinione. Se non la darò a caldo nel corso della stessa giornata, appena finisce la partita, la darò un po' a meno caldo, un po' più a freddo il giorno dopo sicuramente. Quindi ho capito che tu dici immediata è un'altra cosa, però comunque la mia analisi della partita, insieme anche a Antonio e agli altri amici che interverranno, sarà molto dettagliata. Ora su Napoli-Venezia non è che abbiamo detto tanto, però poi faremo come al solito degli approfondimenti tattici sulle partite tutti i lunedì. Esatto, io ringrazio tutti e mi auguro tantissimo che arrivi un centrocampista, secondo me più che fisico, veloce, perché in questa storia del pressing alto molto spesso Lobotka si deve prendere questo rischio di pressare insieme alle mezze ali e poi si crea la voragine. Quella è la mia paura più grande, della voragine. Siamo in grande difficoltà su quello che viene definito il gegenpressing, cioè la riaggressione, la riconquista immediata, che prevede necessariamente la presenza di calciatori. Faccio il nome perché tanto le cose quando ne parliamo io faccio sempre l'esempio con un nome per fare capire alla gente bene di che cosa sto parlando. Pensate come squadra, pensate a Liverpool, come individualità pensate al nostro caro Allan, era un maestro di questo. Al massimo servirebbe una fotocopia di Demme. Sì, però Allan lo faceva come ti posso dire, di forza anche, perché nel contatto fisico, appena persa palla, lui riusciva ad andare all'aggressione e alla riconquista immediata. Noi palleggiavamo a sinistra, persa palla nel cambio gioco sul lato debole a destra, è una caratteristica, andavamo a questa riaggressione. Primo era Allan, secondo Barella in quei campionati. Ci sono i numeri che dicono le cose. Amrabat per esempio è uno che pure in queste Amrabat pure era tra i primi, era lo stesso Torsby, perciò dicevano tutte le stesse più o meno caratteristiche. Speriamo ne riescano a prendere uno almeno in qualche modo. Non chiediamo altrimenti tantissimo. In questo specifico che decide molte partite, perché la palla si perde, ma quando si perde, se la riconquisti subito, sono cacchi per gli avversari, cioè è il momento più pericoloso. È il momento più pericoloso e noi la riconquistiamo con chi, ragazzi? Forse Elmas. Allora, il migliore nella gegenpressing, nella riconquista immediata, domenica scorsa è stato Gianluca Gaetano. È vero, no? Sì, è l'unico che 2 o 3 volte è andato a riaggredire e l'ha fatto. Questo da un lato è una buona cosa per Gianluca Gaetano, però dall'altro lato ti fa capire che gli altri centrocampisti che avevano giocato non è arte loro, hanno altre tante sembrava altre qualità. Organizzata bene, però poi arrivi lì poi devi allungare la gamba e riprenderlo il pallone. Sì, esatto, perché era messo pure in 10, Napoli era messo bene, però poi non riesce, Fabiano eccetera. Questo è importante, le caratteristiche individuali, poi anche all'interno di un'organizzazione di gioco perfetta, se non c'è la caratteristica individuale che esalta quell'organizzazione di gioco, serve a niente, pure avere una grande organizzazione. Grazie Valerio. Grazie mille a tutti voi. Hai visto, la facciamo qua, non c'è problema. La parte didattica. Io sto bene. La parte didattica è stata fatta. Grazie Valerio, un abbraccio. Ciao Paolo. Sulla telecronaca che tu mi fai il commento tecnico, la racimolerò tutte le possibilità, una sola se non sarai impegnato subito, perché io spero sempre che ti chiami magari stesso DAZN. Io una te la farò fare. No, tu fai finta che DAZN, vedi come sono pazzo io, DAZN non mi conoscono nemmeno, però fai finta che qualcuno di DAZN aveva pensato a me, io ho iniziato la trasmissione criticando DAZN, pensa come no, e comunque se non ci arrestano la facciamo, vale? Perché può darsi che ci arrestano, perché non abbiamo i diritti per farla. Se non ci arrestano... No, ma solamente in audio nel nostro privato, tranquillo. Ah, che non la vede e non la sente nessuno. Cioè lì sono reazioni più che altro su YouTube. Sì, esatto, reaction, bravissimo Antonio. Va bene, grazie. Grazie a voi.
Allora, amici bellini, come avete visto, insomma, le preoccupazioni che abbiamo noi le condivide anche Paolo, le condivide Antonio Caito in studio, le condivide Emanuele, insomma, non è tutto facile. Ora, se però a tutto questo ci aggiungiamo la voce che va bene, un as che Marsiglia pare che abbia fatto un'offerta che non è abbastanza, ma se pure Petagna dovesse andare alla Sampdoria, e lo capisco l'interesse, perché dopo l'infortunio di Gabbiadini la Sampdoria spesso è stata accostata a Petagna, ma io non ci credo, non ci posso assolutamente credere che il Napoli possa solo pensare, possa solo sfiorare l'idea di vendere. Tu dici vabbè, ma c'hai Tutino? No, non ce l'hai Tutino, l'hai venduto Tutino. Allora se ti tenevi Tutino magari tu potevi pensare di fare il sacrificio Petagna, ma se ti sei venduto anche Tutino, tu un'altra punta la devi avere, e non possiamo aspettare a Mertens. Ricordiamoci la Coppa d'Africa, ricordiamoci che magari un'altra espulsione, che ne sai, va tutto bene, Osimhen non si infortuna mai, ma abbiamo visto che li possiamo perdere anche per una sciocchezza del genere. Quindi rigetto assolutamente la voce di mercato che vuole il Napoli ancora cedere pure un attaccante. Posso capire la cessione di Manolas, posso capire, ma qua che sta succedendo? Cioè, dobbiamo abbassare il tetto ingaggi, va bene, ma vendiamo giocatori che sono i punti di forza, li sostituiamo in pochi giorni con giocatori che non lo so. La preoccupazione la capirete, però calma, perché secondo me non succederà niente, voglio sperare che non succederà niente, si va avanti con questi qua, siamo incompleti e speriamo la bella Madonnina, che non possiamo fare altro in questo momento, perché conti alla mano, non si può fare altro. Nel frattempo questa notizia di Ronaldo al City nemmeno mi convince più di tanto, perché secondo me non ha senso per il City. Guardiola che gioca in un certo modo, giocatori che stanno a disposizione, si va a pigliare un Ronaldo a fine carriera, che comunque la squadra deve giocare per lui, non mi sembra una cosa logica. Quello che credo è che sicuramente lo stanno cercando di piazzare, Mendes lo sta cercando di piazzare a qualcuno, e quella forse è l'unica squadra che economicamente se lo può permettere, ma a me non mi sconfinfera questa cosa, non credo sia un'operazione logica per il City. Magari lo potrebbe essere per la Juventus, che si tolgono un ingaggio pesante e fanno una squadra, recuperano dei soldi che magari possono reinvestire per una squadra un po' più fresca, e sappiamo che Ronaldo è croce e delizia della Juventus, perché gli risolve tante partite, però a volte è anche un uomo in meno, perché a volte non insegue gli avversari, quindi non fa fasi difensive. Insomma, questi sono fatti loro, ovviamente è la notizia del giorno, quindi va accennata, va affrontata, però io non credo né a Petagna alla Sampdoria né a Ronaldo al City. Sono due giocatori simili, no? Ronaldo Petagna, Petagnone e Ronaldone, questi sono i livelli quando noi parliamo, ma il Napoli è pronto per lottare per lo scudetto, noi Petagna, loro Ronaldo. Da New York Valero Fluido è tutto, da domani cominciamo a parlare di Genoa, e se lasciate abbastanza like io lo convincerò Paolo Del Genio a fare la reaction live con noi, non so come, non so quando, state tuned, iscrivetevi al canale, lo saprete, vi siete dimenticati il like, vai. Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000 e arriviamoci, si deve cliccare sopra la cosa così, poi cliccate sulla campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, poi dovete praticamente fare basta, sei cringe, quante cose, tutte le cose bellissime. Io mi ricordo come mi chiamo,